Con queste firme Castelfranco dice addio all'ultimo semaforo lungo la tangenziale. È il protocollo d'intesa per la nuova rotatoria di Salvarosa al posto dell'attuale incrocio, soprannominato Barbesin per la vicinanza con lo storico ristorante. Un'opera da quasi 2 milioni di euro finanziata in gran parte da un accordo tra Veneto Strade e ANAS, considerando che il prossimo anno tutta l'attuale regionale 53 tornerà di competenza statale. È la terza rotatoria che viene realizzata con una sinergia tra enti, perché la particolarità di Castelfranco è che il sindaco non ha mai chiesto alla regione di realizzare in toto la messa in sicurezza degli incroci, ma c'è sempre stata una sinergia. Castelfranco mette di suo 170.000 euro di bilancio comunale e 700.000 euro derivati da sanzioni rilevate esclusivamente da questi T-Red. Castelfranco non ha neanche un autovelox. Noi lo strumento del T-Red che sanziona chi passa col rosso reputiamo sia un buon strumento per fare prevenzione e per fare sicurezza. I proventi, sia quelli del comune che quelli che dovrebbero essere destinati all'ente proprietario, in questo caso Veneto Strade, sono sempre stati reinvestiti a Castelfranco Veneto per la realizzazione delle rotatorie. Va ricordato infatti che dopo la rotatoria sull'ex incrocio verso Riese e quello di Bella Venezia, Barbesin è il terzo nodo viario che sarà snodato con tempi relativamente certi, giugno 2025 la data fissata per la consegna dell'opera, e soprattutto con un sottopasso dedicato a ciclisti e pedoni che ha rincarato e non poco il costo complessivo. Abbiamo fatto in via San Pio X e con la Bella Venezia, e quindi è un sistema che consente appunto ai ciclisti e ai pedoni di venire in città in tranquillità e in sicurezza.